probabilmente questo decreto sul Green Pass, mi permetto di dire un po' come quello sulle grandi navi di Venezia, è stato messo fuori senza studiare bene le conseguenze che avrebbero creato. Nonostante questo, Galliano Di Marco, direttore generale di Venezia Terminal Passeggeri, è fiducioso. Con tamponi pagati ai lavoratori non vaccinati e cambi della turnistica a seconda delle esigenze lavorative dei dipendenti con o senza vaccino, il settore della crocieristica veneziana non prevede grossi problemi per l'arrivo del 15 ottobre. Per entrare in marittima bisognerà comunque esibire il Green Pass o l'esito negativo del tampone e chi non ha ricevuto il vaccino deve dichiararlo al reparto risorse umane. Cercheremo di non metterli in turno perché loro sono in cassa integrazione pagando con l'80% pagato per effetto del decreto Draghi. Noi integriamo fino all'80% la cassa integrazione oppure insomma se proprio è necessario metterli in turno per le prime 2 o 3 settimane affinché abbiamo le navi, poi non avremo più navi, pagheremo noi il tampone. I problemi al terminal passeggeri si sono potuti risolvere rapidamente per due motivi: pochissime navi in arrivo e per poco tempo ancora e pochissimi dipendenti non vaccinati. Galliano Di Marco ammette però che problemi potrebbero verificarsi al porto commerciale, dove navi ne arriveranno fino alla fine dell'anno e dove lavorano molte più persone, anche se a Venezia almeno l'80% dei dipendenti del porto risulta vaccinato. Spero che questa situazione un po' di caos porti il governo a mettere l'obbligo vaccinale, perché anche oggettivamente quelli che sono andati in piazza sabato scorso, a parte quelli di destra, insomma i fascisti che hanno creato problemi in più di un'occasione, oggettivamente io non me la sento di dargli addosso, anche se, ripeto, uno si deve vaccinare soprattutto per rispettare la libertà dell'altro.